Buongiorno a tutti e benvenuti qui a Palazzo Ferrofini. Porto i saluti del Presidente del Consiglio della regionale Luca Zaia, che non è potuto essere qui con noi perché aveva altri impegni istituzionali. Oggi qui l'attenzione è dedicata a presentare un libro del nostro amico Vittorio Pampagnin. Il libro è Dentro i modi di dire. Un libro dove si parla di valorizzazione dei nostri modi di dire, della nostra lingua veneta, delle sue tradizioni e anche delle storie del nostro territorio. Ringrazio anche tutti gli ospiti che sono qui presenti oggi e che assieme a me ascolteranno un po' dei modi di dire che Vittorio oggi ci vorrà illustrare, alcuni quelli che lui ha ritenuto più significativi. È un onore per me essere qui e non vi nascondo che era da un po' che tentavo di convincere l'autore a venire a parlare e a presentare questo bellissimo libro in questa sede istituzionale, perché è un modo per dare valore a tutto il lavoro che ha iniziato a fare Vittorio insieme a un bellissimo e noto ormai compianto commendator avvocato Cacciavillani. Entrambi sono cavalieri dell'Associazione Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana della Riviera del Brenta. Quest'opera, questo libro che oggi andiamo a presentare è, diciamo, il naturale proseguimento, e lo dirà anche poi Vittorio, di un altro volume dal titolo 200 e più modi di dire dei nostri veci. È un progetto che non è soltanto un libro, una raccolta di modi di dire, ma è un viaggio, come lo si definisce, un viaggio nella memoria collettiva del nostro territorio. Ed è un'opera che ci aiuta a comprendere un pochino il linguaggio popolare che la nostra storia custodisce, fatto di fatica, anche di ironia e in alcune parti anche di saggezza che le generazioni precedenti ci hanno voluto lasciare. È questa raccolta di queste pagine è una piccola testimonianza anche di vita vissuta, perché dietro a ogni proverbio c'è un modo di dire, una vicenda di lavoro, una relazione umana, delle tradizioni contadine e anche artigiane. Chi è Vittorio? Vittorio appartiene a una generazione che ha conosciuto il dopoguerra e ha anche il grande, oltre che alla ricostruzione, anche il grande sviluppo economico del nostro paese. Lui ha vissuto in prima persona nel mondo del lavoro, nel settore calzaturiero, che è il settore principale per cui la Riviera del Brenta è famosa per le proprie calzature. E non solo. Lui ha vissuto anche l'impegno civile e anche, diciamo, la parte amministrativa, nonché è stato anche sindaco di Fiesso d'Artico per 3 mandati. Però lui è sempre stato una persona molto attiva nel territorio e nel paese, ma anche una persona che si è dedicata alla sua passione, che è sempre stata la storia. E quindi da lì ha iniziato a scrivere molti libri, tra cui quello che oggi andiamo a presentare. E da questa sensibilità sono nate numerose pubblicazioni che raccontano la nostra Riviera del Brenta e tutte le sue vicende della nostra comunità e del nostro territorio.
Diciamo che particolarmente significativo è il sodalizio culturale con l'avvocato che prima avevo nominato, Ivone Cacciavillani, autorevole studioso della storia veneta e figura di riferimento nel panorama culturale regionale. Dalla loro amicizia e dalla comune passione per la ricerca è nato un percorso che continua ancora oggi a produrre i frutti importanti e a mantenere viva la memoria del nostro territorio. Questo libro assume ulteriormente un valore anche concreto, perché rappresenta uno strumento a favore delle nuove generazioni. Tanto è vero che i proverbi della pubblicazione, i proventi, scusate, della pubblicazione di questo libro sono stati destinati al sostegno di un concorso rivolto alle scuole. E fortemente diciamo, questi proventi e questa modalità sono stati fortemente voluti sia dall'avvocato Cacciavillani che da Pampagnin. Perché questo? Perché nel ricordo, affinché i giovani, che sono, diciamo, le nostre generazioni, e quindi sono loro che tramanderanno le tradizioni e la storia e la cultura, devono essere avvicinati e quindi essere coinvolti in questi percorsi. Che dire, ritengo oggi particolarmente significativo la presentazione di questo libro nella sede del Consiglio regionale, perché le istituzioni che noi rappresentiamo, e quindi anch'io che sono consigliere regionale, abbiamo il compito di sostenere la cultura, la memoria e la tradizione, che sono il nostro patrimonio immateriale delle nostre comunità, e quindi abbiamo l'obbligo di avere la possibilità di dare modo di valorizzare qualsiasi strumento che sia possibile per dare la possibilità a tutti di conoscere le nostre tradizioni. Quindi rivolgo ancora a tutti un sentito ringraziamento e scusate perché io sono emozionata, penso quanto Vittorio, perché insomma ci tenevo molto. Instancabile Vittorio, perché lui è sempre alla ricerca con la sua passione continua, di scrivere continuamente, di approfondire, e quindi per noi del nostro territorio è una grande figura, ed è giusto che venga conosciuta e sia data la possibilità a tutti di conoscere la sua grande potenza e anche la sua grande cultura. Quindi auguro a tutti un buon ascolto, e adesso do la parola a Vittorio, che insomma avrà anche lui sicuramente qualcosa da dire e a spiegarci questi modi di dire. Grazie. Consigliere, se deve parlare questo. Grazie. Come diceva Roberta poco fa, dentro i modi di dire nasce il libro, dentro i modi di dire nasce come la continuazione di questo libro, che si chiama 200 e più modi di dire dei nostri vecchi. Questo libro, i 200 e più modi di dire dei nostri vecchi, nasce da una collaborazione, però la paternità indubbiamente è sua, con l'avvocato Ivone Cacciavillani. Ci siamo divertiti, si può dire, a ricercare queste cose che inizialmente avevamo stabilito che fossero quasi dette per scherzo. Poi ci siamo appassionati ed è alla fine dei 2 o 3 anni, 4 che ci siamo presi, è venuto fuori questo libro, che è stato, si può dire, molto gradito dal pubblico.
E comunque scrivere sui modi di dire fu un'idea sua, lo ripeto questo perché non mi va di appropriarmi di cose che non mi appartengono, e lo scopo suo era quello di far conoscere ai giovani tutta una serie di espressioni, di modi di dire, di quelle cose che oramai non appartengono più al nostro lessico e che erano quasi completamente scomparse e che i giovani neanche più le conoscevano. Come dicevo, il libro ha avuto un buon successo e così abbiamo stabilito comunemente di dire: senti, visto che abbiamo venduto parecchi libri, perché non dedichiamo il ricavato a qualche iniziativa scolastica? Nasce così un fondo inizialmente chiamato Fondo per la scuola Cacciavillani Pampagni. Poi successe che Cacciavillani scomparve, nel giro di qualche anno anche il nostro grande presidente generale Pasquale Di Gennaro è venuto a mancare, e così abbiamo deciso, come associazione dei Cavalieri della Riviera del Brenta, qui rappresentata dal suo presidente Fabrizio Revoletto, di istituire questo concorso, non più chiamato Fondo per la scuola Cacciavillani Pampagni, ma chiamato sempre Fondo per la scuola Cacciavillani Di Gennaro, che quest'anno ha raggiunto la sua 7ª edizione e ha distribuito così alle varie classi che hanno concorso un qualche cosa come una ventina di 1.000 euro, poco meno. E mi diceva l'altro giorno il Presidente che ci sono ancora soldi in cassa per poter fare almeno un paio di altre edizioni, quindi siamo tranquilli, insomma. Visto il successo, torno un attimo indietro, il successo che aveva avuto il primo libro, Cacciavillani mi propose di farne un secondo, perché io ero un po' riluttante, anche perché non ero stato completamente soddisfatto del primo, ma semplicemente perché la mia visione, che si basa sulla curiosità e sulla ricerca del sapere del perché, mi portò a fare una specie di controproposta, cioè gli dico: senti, io sono d'accordo, però questa volta, anziché limitarsi a dire e a raccontare il modo di dire, dobbiamo anche dire da dove viene, chi l'ha inventato, se c'è un motivo per il quale è stato inventato, insomma contornarlo di una sua storia. L'avvocato naturalmente si disse d'accordo, lui era sempre d'accordo quando si parlava di queste cose, e andammo avanti. Purtroppo, come dicevo, nel febbraio del 21 è scomparso. Io in quel frattempo avevo quasi ultimato il lavoro, e così, anche per ricordarlo, poi ho preso contatti con la figlia Caterina dell'avvocato Cacciavillani per vedere se riusciva a mettere insieme le cose che lui aveva fatto. Qualcosa abbiamo trovato, ma poi questo ve lo dirò più avanti. Il fatto sta che è uscito anche questo secondo libro, Modi di dire, dentro i modi di dire, e che ha avuto anche questo un discreto successo e continua anche ad averlo, il che ci consente di andare avanti con quel concorso. Ecco, oggi parleremo di questo, e io voglio ringraziare Roberta per quello che ha fatto, perché è stata lei che ha voluto insistentemente che si facesse questa iniziativa, ma voglio anche ringraziare il Presidente Zaia per averci ospitato in una prestigiosa sede come quella che è Palazzo Ferrofini. Ecco, adesso entriamo subito nel merito. Allora, quell'orologio là segna il tempo che abbiamo a disposizione? Sì. Benissimo, allora. Che cosa sono i proverbi o modi di dire, che dir si vogliano? Allora, questa è una frase che mi è piaciuta, bellissima, moltissimo, la ritengo bellissima, io la ripeto sempre. È una frase di Benedetto Croce che dice: i modi di dire sono dei monumenti parlati del genere umano. Una frase grandiosa, e che io la paragonerei a Millumino di Menso del nostro poeta Ungaretti.
Ulderico Bernardi, che è un noto venetologo, un sociologo, studioso della civiltà contadina o cosa, lui le prende da un'altra parte, li definisce delle sentenze, almeno così dice, erano per i nostri vecchi, perché prima di emetterle stavano seduti sulla comoda 100 anni a pensarle. Ecco, questa immagine di questo patriarca seduto sulla comoda a pensare di un modo di dire cosa significasse, che a me mi piace moltissimo, insomma. Ma ci sono anche altri modi, altre definizioni, per esempio, che so, per altri sono delle semplici metafore, in fondo questo veramente lo sono, per altri ancora sono dei sistemi sbrigativi per esprimere dei concetti in modo da risparmiare tempo e parole, e per altri ancora è l'estrema sintesi di un ragionamento. Ma quanto estrema e quanto sintesi possa essere un ragionamento, ecco, questo mi è capitato a me a Vigonovo e voglio raccontarlo così come l'ho vissuto io. E questo denota anche l'arguzia contadina, insomma, no? Ero in un'osteria con un mio amico a prendere un caffè e c'era un signore di una certa età seduto in un tavolino che si stava guardando il giornale con la sua ombretta di rosso davanti. Dopo qualche istante entra un altro signore che grosso modo avrà avuto la sua stessa età. I due si guardano un momentino, poi quello che è appena entrato gli dice "Ie o ao?". Io guardo Paolo, si chiama questo mio amico, dico, perché siamo nel Far West, insomma, che sono gli indiani. L'altro seduto gli fa ie, seguito qua. E insomma, io sono curioso e voglio sapere il perché, insomma, dico, ma sì, no, che è una cosa semplice. Allora, quello che è entrato gli ha chiesto come va e l'altro gli ha detto che va bene. Ma come? Ie, quattro vocali, nessuna consonante, eccetera. Eh sì, ha detto, perché qual è il verso che si fa il somaro per farlo avanzare? No, vai avanti. E qual è il verso che si fa il somaro per fermarlo? AO. Quindi lui ha detto ie o AO, cioè va bene o va male. L'altro gli ha risposto ie, vuol dire che va bene. No? Vabbè, ho detto, caspita. Ecco. Grazie, perché queste sono proprio le curiosità che noi abbiamo perso, almeno la mia generazione non le conosce, quindi ringrazio veramente perché queste sono quelle cose che non devono essere perdute, anzi bisogna ringraziare persone come te, Vittorio, che ci danno la possibilità di tramandarle e conoscerle, e quindi ti ringrazio. Poi prego, continua pure perché hai il tuo... Ecco, io ho trovato che dentro i modi di dire c'è un mondo, perché ho insistito che bisogna cercare di capire il perché. E c'è veramente un mondo, e non è un unico mondo, perché ci sono versioni molto, molto diverse. E poi quello che ho scoperto è che ancora non tutto è stato scoperto. Gran parte di questi modi di dire hanno più di una paternità e anche più di una patria. Per esempio, Pittima è una espressione tipicamente veneziana, perché Pittima era una figura istituzionale a Venezia e funzionava anche, adesso è inutile stare qua a raccontare tutta la storia, però funzionava nel senso che è stata copiata da Firenze, da Mantova, da Parma e da Milano. Era la stessa, praticamente era un sistema di recupero crediti dell'epoca. Restare in Braga de Tea, per esempio, questa è un'espressione padovana, la si deve al podestà di Padova, certo Stefano Badoer, ma che era stata fortemente voluta da un frate francescano che si chiamava Fernando Martín de Bullock, che morì praticamente 3 mesi dopo che aveva fatto questo suo intervento
il 13 di giugno del 1231 e che sarebbe passato alla storia come Sant'Antonio da Padova. Ecco, anche questa è una storia bellissima che dovrebbe essere raccontata, ma non è che abbiamo tutto il tempo per poterla raccontare. Quello che volevo mettere in evidenza è che appunto queste paternità multiple le troviamo in una espressione che a me è piaciuta moltissimo e che è quella "vedi Napoli e poi muori". Abbiamo sentita tante volte dire e abbiamo sentito anche che si dice così perché dopo Napoli c'è un paese che si chiama Mori, tutte queste cose sono tutte balle, perché ufficialmente, ma ufficialmente soltanto, questa espressione viene attribuita a Johann Wolfgang Goethe, l'ha scritta nel suo libro Il viaggio in Italia, fatto nel 1786. L'avrebbe detta dopo aver visitato Napoli, dopo essere stato colpito dalla sua bellezza, dalla simpatia dei napoletani o che cosa, avrebbe detto questa famosa frase: quando hai visto Napoli hai visto tutto, quindi puoi anche morire. Però non è così. Non è così, perché questa frase, "vedi Napoli e poi muori", esisteva ben 300 anni prima che Goethe facesse il suo viaggio in Italia. E trova le sue origini perché già fin dal Medioevo le condanne a morte che venivano somministrate a Napoli venivano eseguite in un patibolo eretto nel centro di Piazza Mercato, o Foro Magno come veniva chiamato all'epoca, che si trova a pochi passi dalla Basilica del Carmine Maggiore. I condannati a morte invece erano detenuti presso il Castel Capuano, che era da tutt'altra parte della città ed era in uso a Napoli, ma anche a Venezia era la stessa cosa, che venivano giustiziati fra le due colonne di San Marco e Sant'Odaro di fronte all'orologio, e da qui ti faccio vedere mica che ora che sei. Vabbè, comunque siamo a Napoli e restiamo a Napoli. Ecco, quindi per arrivare al patibolo, questo poveraccio che veniva prelevato da Castel Capuano doveva attraversare tutta la città e quindi vedersi Napoli per poi essere giustiziato e quindi morire. Ma oppure c'è un'altra espressione che ha molti padri ed è "boia chi molla". Questa qua sembra essere un'invenzione di un capitano dell'esercito italiano nel 1917, il quale fondò, questo è vero, il Corpo degli Arditi, che andavano all'assalto pugnali fra i denti e le bombe a mano, erano quelli più spericolati o che cosa, era una sorta di forze speciali d'assalto dell'esercito italiano, no? E avevano come motto "boia chi molla". Ma questo motto lo troviamo anche in altri luoghi e hanno altri padri. Per esempio, durante le 5 giornate di Milano era una delle frasi che veniva gridate con insistenza dai giovani rivoluzionari. Le 5 giornate di Milano, sapete, 1848. Ma lo troviamo anche nella spedizione d'Annunziana di Fiume e Pola del 1919. Gabriele D'Annunzio si era inventato anche lui questo motto. Lo troviamo anche che lo gridavano i giovani della Repubblica Sociale Italiana negli ultimi disperati momenti che l'Italia stava vivendo, oramai dilaniata e allo stremo, e dilaniata appunto anche dalla guerra civile che era in corso. E per ultimo, credo che qualcuno di voi lo ricorderà anche, lo troviamo anche nei moti di Reggio Calabria, quando il missino Ciccio Franco faceva gridare ai suoi seguaci, aveva creato questo movimento che ne parlò fortemente per 6 mesi, credo, e avevano questa specie di litania che dicevano: contro il sistema la gioventù si scaglia, boia chi molla è il nostro grido di battaglia.
E qua ne abbiamo da scegliere finché vogliamo chi è il vero padre. E invece non ha un vero padre, ha una vera madre, perché è stato provato che chi ha inventato questo moto è stata una donna. Si chiamava Eleonora Fonseca de Pontel. Era una giornalista portoghese che aveva aderito assieme a un gruppo di intellettuali napoletani alla Repubblica Partenopea del 1799, che era impostata sul modello di quello uscito dalla Rivoluzione francese, ma che la Francia anche aveva sostenuto. Fin tanto che l'aveva sostenuto ha potuto resistere, e dopodiché la Francia si era impegnata con la guerra di Prussia, quindi l'aveva abbandonata e anche loro dovettero cedere. Sicché il re Borbone è ritornato e fece impiccare tutti i congiurati, fra i quali anche questa donna, Leonora de Fonseca. Ecco, se però abbiamo un sacco di incertezze qua, possiamo dire che abbiamo anche delle certezze vere, inconfutabili, dimostrate storicamente a cosa. E una di queste è quella che ti fa dire Paganini non ripete. Ora noi usiamo questa frase per dire... Abbiamo anche dietro di noi, diciamo, la foto è un... Quel che è fatto, sì. non lo rifaccio più. Ecco. Sì. Allora, È un modo di dire che si usa anche ai giorni d'oggi, sì, molto spesso. sì, è vero. Allora, adesso vediamo se effettivamente calcia, se è fatto bene, oppure se viene usato a sproposito, come molti modi di dire. Allora, nasce il 18 di febbraio del 1818, nella città di Torino. Abbiamo anche il luogo, nasce a Teatro Carignano, nel quale è in programma un concerto del grande violinista Niccolò Paganini. Ad assistere a questo concerto non c'è niente po' di meno che Carlo Felice di Savoia, il sovrano d'Italia, dell'Italia del tempo, insomma, che era composta dal Regno di Sardegna, il Ducato di Savoia, il Principato di Piemonte, il Ducato di Genova e giù fino a Parma, dove segnava il confine lo Stato Pontificio. Una brevissima premessa su Paganini. Paganini, che era nato a Genova, ripeto, nel 1782, era un personaggio che incuteva timore soltanto a guardarlo, perché vestiva sempre di nero, era alto, era magro, era dinocolato, pallidissimo, occhi spiritati, profondi, aveva un carattere spigoloso, introverso e scorbutico. Insomma, era in buona compagnia. Però era un musicista geniale, tant'è vero che correva voce che fosse così bravo perché aveva stipulato un patto con il demonio. Quella sera il maestro, addirittura dice la cronaca, si superò e sicché Carlo Felice si sentì quasi in dovere di mandare un suo notabile a chiedere che gli facesse il bis. Dopo qualche minuto questo suo messo ritornò con la coda in mezzo alle gambe e disse: Maestà, sono dolente, ma il maestro si scusa, ma dice che non le dà la disponibilità per ripetere quello che ha suonato. Naturalmente il re si incavolò. Edoardo avrebbe detto: il re fa il re come il umare fa umare, no? E fece cancellare tutti quanti i concerti in tutto il territorio nazionale, tutti i concerti di Paganini cancellati. Ma dietro a quel rifiuto del maestro Paganini non c'era la volontà di umiliare i re, ma c'era una particolare condizione fisica e artistica del grande violinista. Allora Paganini, abbiamo detto, era di salute cagionevole.
soffriva di prolungati attacchi di tosse, era esile, fragile, poco resistente agli sforzi, tant'è che alla fine di ogni concerto appariva stravolto e stremato. Ma non è finita, perché lui aveva anche la sifilide, la tubercolosi e la sindrome di Marfan. Cos'è la sindrome di Marfan? È quella malattia che ti colpisce le braccia e soprattutto le mani, che sì lo avvantaggiava a fare dei virtuosismi con il violino, ma gli procurava anche dei dolori fortissimi alle braccia e alle dita. E poi quella sera aveva suonato in maniera talmente violenta il violino da lesionarsi tutti i polpastrelli fino a farli sanguinare. E poi per ultimo Paganini, qua forse l'elemento fondamentale, Paganini era uno che improvvisava quasi tutto, lui prendeva questo canovaccio musicale e poi improvvisava, e si sa benissimo che improvvisare, cioè suonare quello che si è improvvisato, è una cosa pressoché impossibile. Quindi lo strappo, diciamo così, si ricompose, pensate bene, ben 18 anni dopo che ritornò a suonare nel territorio italiano. E non lo fece il re Carlo Felice, ma a ristabilire questo ordine fu il suo successore, Carlo Alberto di Savoia, il quale volle anche gratificarlo con un'azione umanitaria, nel senso che gli legittimò il figlio, un figlio adottivo, un figlio che lui aveva avuto in un tormentato amore assieme a una cantante comasca che si chiamava Antonia Bianchi. Allora, per ringraziare il re, Paganini quella sera si esibì, però la storia non ci dice se gli abbia concesso o meno il bis. Ok, grazie. Ma tu hai altri modi di dire veneti da spiegare? Vedo perché abbiamo poco tempo. Perché io passerei dimmi. a qualche cosa che ha a che fare con l'avvocato Cacciavillani. Ecco, questo. Prima dicevo che quando Cacciavillani è scomparso nel 2021 io avevo già preparato quasi tutto e chiesi a Caterina se sapeva qualche cosa di cosa avesse fatto suo padre o cosa, tanto per mettere insieme. Lei guardò, trovò qualche cosa, ma erano semplicemente i titoli. Molto probabilmente poi lui li avrebbe sviluppati, o forse li ha sviluppati, non lo so. Comunque quello che poi lei mi ha dato, e qua può anche è anche qui presente tra noi, e quindi mi passò questi titoli e io per rispetto li riportai così come li ho avuti. Allora, ed erano divertentissimi, perché ve li leggo, sono scritti sono tutti in dialetto. Allora dice: no fasso el mona pa niente, uomo senza skei, uomo morto, femmine che non corre dura poche ore. Questa non l'ho capita. E a merda fa skei. Questa è bellissima perché è detta da lui. Sta meglio un sorso in bocca a un gatto che un cristiano in mano a un avvocato. Questa ci fa sorridere. Questa ci fa sorridere. E poi Gavere 5 skei de mona. Questa è bellissima, però per raccontarla ci vorrebbe mezz'ora. E quindi dobbiamo comprare il libro, cioè devono prendere il libro e leggerlo, e dobbiamo saltarlo in questo momento. Ecco, vediamo allora un attimo qua, scusate. No, perché questo suo dialetto trova la consacrazione
Sì, allora, Casavigliani citava spesso il suo maestro, che era Feliciano Benvenuti, un grande personaggio, un illustre avvocato, un fine uomo politico e padovano, e anche lui amante del dialetto. E anche lui gli piaceva parlare sui modi di dire, tant'è vero che questo Gavere cinque schei de Mona, diceva l'avvocato, era un detto che lui ricorreva spesso, però con una variante che diceva tutti gavemo e a nostra dose de Mona, l'importante è che non si veda massa, veramente raffinata. Sarebbe da spiegare, Ecco, come dicevo, Casavigliani, ma voglio raccontare questa perché poi chiudiamo con questa. Casavigliani era uno che amava il dialetto. Lui cominciava le sue conferenze dicendo scusami, ma mi bisogna che parla la mia lingua madre, e la sua lingua madre era il dialetto. Poi magari per strada riprendeva l'italiano, era abilissimo, ma credo che anche c'è sempre un punto più alto, no? E secondo me il suo punto più alto per parlare il dialetto è questo qua. E qua avrei avuto piacere che ci fosse stato il presidente Zaia, perché in qualche modo lo interessa anche. Allora, vediamo la scena. È il 28 aprile del 2015. Siamo nel Palazzo della Consulta a Roma, c'è la Corte Costituzionale riunita e discute sulla legittimità del riferimento che lo Statuto regionale veneto fa al popolo veneto. Gli viene contestato che è un'espressione sbagliata, perché quando si parla di popolo si deve parlare solo del popolo italiano. Naturalmente l'avvocato Casavigliani ha i suoi buoni motivi per dire che non è così e cerca di spiegarlo in tutti i modi, ma è continuamente interrotto da un giudice che non lo lascia articolare bene il suo discorso, insomma, no? Finché si spazientisse e si rivolge al Presidente e gli dice: signor Presidente, el che dica a sto signor qua che dalle nostre parti e a bocca non si dica neanche i sacchi, e quindi che me sa parlare. L'avvocato, cioè il Presidente, e poi l'avvocato dice devo tradurre? No, dice il Presidente, sì, hai capito benissimo, vada pure avanti. Ecco, questa è la... Abbiamo ancora 5 minuti? Abbiamo ancora 5 minuti. Se li vogliamo usare con un altro modo di dire, oppure cioè, ci sarebbe anche, che insomma fa parte degli ospiti che sono qui venuti oggi in conferenza stampa, ci sarebbe anche, tra virgolette, mi dicevi, è nata una canzone in dialetto fatta... Sì, infatti era questo che pensavo. Cosa dici? Allora, tra di noi, accanto a questo libro, a fianco, è nata anche una canzone in dialetto, e se Paolo vuole venire qua e darci, insomma, abbiamo circa un paio di minuti, ecco, penso che ti siano sufficienti, Paolo, ecco, quindi perché non è solo, cioè il dialetto non viene solo scritto, viene anche cantato, e quindi anche questa forma qui è una forma immediata di tramandare, per tramandare le cose, le tradizioni e i modi di dire. E quindi se è possibile chiedo un attimo, no, guardi, scusi, si accomodi pure perché ci sono i tecnici, grazie, e quindi dobbiamo stare un pochino, infatti adesso verranno a sistemare, se no lascio io il posto, che forse è meglio, è più veloce. Vedo con tutto il mio sudore. No, ma allora facciamo così, lascio il posto, io mi metto in piedi qua, ascolto e facciamo più veloce così, dai. Con la chitarra a sedersi sulla poltrona. Mi metto anche qui di diagonale, va benissimo.
Ok, è il bello della diretta, delle cose che ci fai ascoltare un paio di minuti, insomma. Ecco, proprio una cosa veloce, un accenno, giusto per completare. Se no vai un po' a memoria, dai. Vai a memoria che... Esatto. Saremo dei poveri. No, grazie, invece ringrazio il consigliere Roberta per questa opportunità e sono anche molto onorato di cantare questa canzone qui in questo luogo importante. E ringrazio anche Vittorio e l'avvocato Cacivillani che a suo tempo mi hanno dato questa opportunità di poter così, preparargli una canzone e fargliela sentire in diretta. Insomma. Si intitola La ballata dei modi di dire. Mi pare mi diceva sempre, deve essere che ti segue il palvetto, mica rispondevo piano, a tavola in letto non si trova rispetto, mi pare si raccomandava di andare coi piedi piombo, e mica pensavo, chi va piano va sempre lontano, e mica che diceva, poca saranno già pamussati, mica dicevo, chi va piano va sempre lontano, e a chi che pensava occhio non si va neanche in mona. Mica dicevo, col se cose buone anche a tempesta, e questa sia canzone dei nostri modi di dire, quella dei nostri vecchi, dei nostri pari. E questa sia storia del nostro passato, sia la nostra memoria dei tempi vissuti. E il sabio non sa niente, l'intelligente sa poco, e il mio ignorante sa tanto, e il mona sa tutto. E se dovesse mangia in tre, se mangia anche in quattro, mi ti posso dire, che io che non so che ingrassa, e dice che la merda più che la smizia, più che la spulsa, o che la merda monta in scrano, la fa spulsa o la fa dano, e se schei di viani come i coglioni dei cani, se sempre in mostra, mi ti posso dire, dico che non mi manca niente, e questa sia canzone dei nostri modi di dire, quella dei nostri vecchi, dei nostri pari, e questa sia storia del nostro passato, sia la nostra memoria dei tempi vissuti. Era un grazie a Vittorio e al caro avvocato per il tempo dedicato al nostro passato, per tutti i ricordi e per la loro memoria, così viva e curiosa e sempre briosa, così preziosa e cara per tutti noi altri, ma soprattutto per i fiori e per le fiore. E se ti trovi qualcuno che dice, prima di parlare tasi, ti rispondi, prima di parlare tasi. Grazie. Grazie Paolo, grazie. Felice perché insomma non si scrive ma si canta anche il dialetto. E quindi siamo arrivati alla fine, abbiamo finito il nostro tempo. Ringrazio tutti, ringrazio Vittorio, dai ce l'abbiamo fatta, è andata bene. E ringrazio anche tutte le persone che da casa ci hanno voluto ascoltare. E ringrazio tutti gli ospiti che oggi con me e Vittorio sono venuti qui in questa sede prestigiosa ad ascoltare dentro i modi di dire di Vittorio. E quindi vi ringrazio ancora tutti e buona giornata.